Buongiorno, benvenuti. Via Asiago 10, Roma. Viva Radio 2. Viva Radio 2. Riprendi Tiraboschi. Sì. Riprendi Tiraboschi. Perché è un evento storico. Luca Tiraboschi è con noi, il direttore di... Facciamolo insieme, voi dite Italia e lui da solo deve dire uno. Attenzione, pronti? Via! Italia! Uno! Chiedo scusa, la ripresa non è venuta bene, tu devi fare Italia, devi girarti di lì, Dai, porta indietro il naso, pronti? Via! Vai! Italia! Uno! Che bello, pensa da casa ai radioascoltatori quanto ridono e quanto si divertono a questa cosa. Puntata speciale oggi, perché se c'è un elemento del nemico che... Ma che dice? Mediaset, insomma, Mediaset, sai che qui sono un covo di comunisti qua dentro, quindi vedi, infatti noi ruffiani oggi nella TV abbiamo messo Italia 1 là, vedi? Bravo. Vediamo cosa manda Italia 1 a quest'ora, vediamo. Sono le 2:15. Sentiamo. E c'è una sfiga per amico, cos'è? Una sfida per un amico. Chi è questo, scusa? Questo qui è Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Chi è? È un cartone animato, è un manga. È uno dei cartoni animati giapponesi più graditi dal nostro pubblico, funziona molto. Ma quanto fa? Tanto. Di audience 12, quanto fa? 12%. Quanto fa? 12%. E chi lo guarda? È il bambino. Ma quali Chi bambini? Ma devono essere guarda? questi bambini chi? Quali? I bambini. Ma quale bambino può guardare una roba del genere? No, bambini, non ti preoccupare che anche quando toccherà a te, tra eoni, tra molto tempo, anche tua figlia lo guarderà. È forte perché conoscendo Tiraboschi, questo accento mi piace da morire. Allora, io sono emozionato di avere, perché a parte siamo amici quando ancora in tempi non sospetti. Siamo amici, molto amici di Maria De Filippi, ma anche di Maria De Filippi nel tempi non sospetti. Abbiamo lavorato insieme in fortunatissime trasmissioni quali Super Bowl, esatto. Chiuso dopo. No, non date retta a quel piscuano di Fiore. In realtà noi abbiamo fatto tante trasmissioni di successo. Quale tipo? Festival Bar 5 anni abbiamo fatto. Grande applauso perché tanto per cominciare. Il karaoke dov'era? Il karaoke c'era Ruffini, non c'era lui. Poi abbiamo fatto il Fiorello Show al Palaeur, qui grande successo. Andò benissimo? Benissimo. Poi abbiamo fatto lo spettacolo a Foligno, Città per cantare, che andò benissimo. Quindi abbiamo toppato solo una. Quale? Super Bowl. E chi era il direttore di Canale 5 quel periodo? Era la Cottaccio. Fiorello. Verrà qui l'8 giugno, verrà Costanzo. Insomma, non credo che ci sia correlazione tra il fatto che noi abbiamo toppato, perché era il direttore anche. Scusa, è uscita un'anza. Sapete che su Rosy Bindi un senatore di AN Saia, credo Saia sia, ha dichiarato che Rosy Bindi è lesbica. Ma va? Sì, l'ha detto pubblicamente sul TG ieri. Il TG Rosy Bindi dichiara, invece ha detto, dice: mi piacciono gli uomini intelligenti e con personalità. La De Filippi replica: ringrazio della stima ma sto bene con Costanza. Sai chi viene qua all'8, Ma sì, ma è una battuta, Maria lo sa. Maria gli fanno sempre altro, perché siccome Maria c'ha questo modo un po' questo suo modo mascolino di parlare, allora sì. Pure lei ci gioca su sta cosa qua, sì. No, dai, gioco pure io. Te lo immagini fuori Costanzo con una mazza da baseball che l'aspetta adesso? Vabbè, dai. Allora c'è Luca Tiraboschi qua. Ma poi arriverà Tosca. Allora, non una cantante. No. Secondo me è di più, si fa vedere poco e fa bene. Su di lei ci hanno fatto un'opera, La Tosca. Bravo, proprio su di lei, pensa chi è. Pensa, quindi Tosca la cantante, perché quando uno dice Tosca c'è Tosca l'attrice, Tosca la cantante e Tosca l'opera. L'opera, l'ho detto così. L'opera. Tu conosci Tosca? Sì. E l'opera? Anche. La cantante? Pure. L'attrice? Anche. Ma uno dice: ma perché Tiraboschi è qua? Per parlare di Italia 1 o per. Ma no, per cazzeggiare un po' con noi. Perché è molto simpatico. Tra l'altro mi trovo così bene che mi sembra di esserci sempre stato. Mi sa che torno anche domani. No, non ti vogliamo. No. Tanto sei bergamasco. L'avete mai visto un bergamasco dal vivo? Eccolo qua, guardate. Tu che Bergamo sei? Bassa. Bassa, che differenza c'è fra l'alta e la bassa? Che in quella alta c'è abita Gori. C'è il grano, c'è su. Gori sarebbe Giorgio Gori della Magnolia e nonché marito di Cristina. Nonché mio maestro quando che noi direttore. salutiamo, perché lui è marito di Cristina,
ma amante della Parodi. È vero. Anche io non sento parlare di Ah sì, sento parlare di questa cosa qua. Vabbè, che c'è scritto su tutti i giornali. Attenzione, a me risulta. Anche Pier Silvio si sta chiedendo perché Tiraboschi è lì. Allora Pier Silvio, te lo stiamo rubando perché vorremmo che tu dirigessi. Fosse per me il nuovo governo, visto che cambiano i vertici, ti metterei al posto di Del Noce. Ah, sì. No, ma io sto molto bene dove sto. Dai. Molto bene dove sto. Funziona, ce la Cosa facciamo. funziona? Cosa? Il cartone animato Holly e Benji qui, dai. Anche Holly e Benji funziona. Ma fate il 4. Ma che dici? Ma quando mai? Avevamo Gabriella Germani in un vostro programma, l'avete segata. Scusa, No, lì è stato in realtà un incidente di percorso. Sì, di percorso. Non derivante dalla mia volontà. Ok, questo mi piace quando tu te ne lavi le mani. No, non me no. Però diciamo subito che ha scritto un libro, Luca Tiraboschi, che io vi posso assicurare, io non leggo. Proprio per partito preso leggo poco, ma ho solo del suo libro ho letto la pagina dietro perché c'è scritto tutta la storiella del libro e vi posso dire che non ho dormito per 2 notti solo a leggermi di cosa parla il libro, che si dice faccia di cuore, perché c'è un bambino che ha la testa a forma di cuore. Pensate fantastico. Tu, ma ce la fanno diventare la testa, perché i genitori di questo bambino da quando è piccolo gli mettono in testa una specie di cosa? In realtà la storia racconta le vicende di questo adolescente, un 13enne, che ha questa caratteristica morfologica, ovvero la testa a forma di cuore, ma non per una deformazione indotta, ma per una manipolazione dei genitori che da quando è piccolino gli costruiscono una morsa di legno dentro la quale mettono il cranio del bambino in modo che le ossa non guardatemi, mi guardano con l'occhio torvo. C'hanno ragione, ma scusa, insomma. io dico quale mente? No, ma in realtà cosa mangi la sera, Luca? Sappiate chi a Italia 1 mette i cartoni animati per i vostri bambini. Scusa, e poi uno dice che le iene sono cattive e te credo io. Cazzo, il direttore no, non è così. No. Tiraboschi, qua ti devi difendere. No, in realtà la vicenda, che è una favola noir, si ispira. Diciamolo, noir nera vuol dire. Ma va, pensavo rosa. Si ispira a te da piccolo. All'energia fantasmagorica e visionaria di Tim Burton. Quindi è una favola esattamente come lo è mutatis mutandis, ovviamente, come sono i lavori di Tim Burton, perché in questa storia. Scusa, per sempre, perché noi partiamo dal presupposto che non tutti sappiano chi è Tim Burton. È quello che ha fatto Nightmare Before Christmas, la sposa cadavere, e tutta roba. Spiritello Porcello, Beetlejuice, esatto. Insomma, è un genio. La fabbrica del cioccolato, recentissimamente. È vero, bellissimo. Quindi si ispira a questa cosa qua. Si ispira a questa cosa qua e appunto è una storia totalmente sgangherata, implausibile, irrealizzabile nella realtà, ma che nasconde al suo interno tutta una serie di allegorie e di denunce che inducono il lettore a riflettere, ognuno per la propria parte. Io fossi in voi radioascoltatori, uscirei subito, spegnerei la radio e andrei, perché uno come fa a non incuriosirsi di una cosa? Poi tra l'altro mi spieghi cosa vuol dire, se no glielo chiedo a Zechila. Mutatis mutandis. Sì, esatto. Va bene, chiedelo pure a Zechila, credo che anche lui. Sulla seconda. No, a parte, fai vedere la copertina al pubblico qui. Ma se non siamo in radio? No, ma tu falla vedere a loro, non te preoccupare. Ecco, guardate. Dammela a me adesso un attimo. Attenzione. Dammela, tiro qua. Vai. Io lo faccio sentire agli amici a casa. Vai. Sentite, bello spesso. Quante pagine ha? C'ha 200 e rotte. Ma addirittura sapete che ci sono delle critiche che leggeremo dopo. Sì. E poi nel frattempo attenderemo Tosca. Allora gli dicevo, passo subito a Tosca, perché Tosca io coronerò il sogno della mia vita, cioè cantare. Vorrei incontrarti fra 100 anni e io fare la parte finalmente di Ron. Pensavo di Tosca, che era dura. Di Tosca. Ron. Io ho provato la canzone oggi, io facevo Ron e Cremonesi faceva Tosca. Essendo un uco, lui può farlo. Ci riesce bene, vuoi vedere? Sì, vuoi dai, sentire? sentiamo. Facciamo l'inizio. Scusa, faccio solo. No, parto da quest'amore, così poi tu vai alla tua parte. Ci sta prendendo i fogli, tutto lentezza. Sì, dal film lavorare con lentezza. Eccoli qua. Siamo in diretta, abbiamo poco tempo, 30 minuti. Vai. Oh, quest'amore
più ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che brilla. Ci siamo. Vorrei incontrarti tra 100 anni, combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore, che per il tuo bene sopporterei ogni male. Lo Stevie Wonder italiano, dai. Eri talmente smielato che faccia di cuore di Tiraboschi è diventato Cappuccetto Rosso. Si sono cariati due incisivi. Mamma mia. Che bell'inizio abbiamo fatto. Che oggi abbiamo due ospiti pazzeschi. C'è Luca Tiraboschi e Tosca. Cosa c'entrano? Nulla. Perché poi Tosca, sappiate, ha fatto un recital dedicato a Gabriella Ferri, per cui verrà qui, ci canterà, io spero che ci canti sempre, sai? Sempre. Ogni giorno mi presente, bellissima, ce la canterà Tosca, ma è il momento della sigla, perché ancora il programma non l'abbiamo andata, no, deve cominciare. L'anteprima. Questa era l'anteprima, come fate voi a Italia 1. Tra l'altro ho detto, caro Baldini, dimmi. Oh, aspetta, fammi sentire le riluttazze. Vai. Lelio Luttazzi presenta i Pare! Eccoci. Mi volevi dire? No, niente, stavo guardando il cartone Italia 1, poi dice che i ragazzi da grande si drogano. Guarda che roba, Cos'è? È elaborato, sono disegni giapponesi. Com'è che si chiama del medio? Manga. È il manga, sì. Ma come manga? Manga vuol dire anima in giapponese ed è. Manga vuol dire anima in giapponese? Sì. Invece minchia in napoletano siciliano, che sarebbe. Questo non lo so. Questo io non lo trasmetto, quindi non lo so. Ma che bollino c'è su sti cartoni? Che bollino? È verde il cartone? No, è verde, dai, Fiore, sono cartoni animati, sono belli. Manga! Dai. Sono i progenitori, anzi, i pronipoti del vecchio Goldrake. Come si dice in giapponese? All'anima degli mortacci, non alla sai. manga degli mortacci. È vero. È vero. Allora, siamo pronti. Sì. Attenzione, ci sono delle notizie. Visco, il ministro Visco, tasseremo le successioni. Sai sta cosa, no? Hai letto? Preoccupazioni del Papa, successore di Pietro, come tu sai. Certo. Se mi mettono l'ICI sul cupolone siamo rovinati. Il bacio sotto il Visco, Battute belle, mega Italia 1 qua. Ma chi le fa? Chi le scrive? Tutti noi. Siamo un gruppo, guarda, Cassini, Bozzi, anche Sergio Rubino, che non c'è più, che non lavora più con noi da 3 anni. Allora, senti, il Quirinale. Sì, sai che noi mica siamo a Italia 1. Lo so. A proposito, sapete che col nuovo governo molto probabilmente sono cavoli vostri, qualche retina ve la segheranno, lo sai. Io vedo già qualcuno nello spazio. Sì, secondo me Emilio Fede sta prendendo già il volo. Sta facendo il corso di Marziano. Scusa Tiraboschi, a parte che poi parleremo del libro, tanto già abbiamo parlato. Ancora niente abbiamo detto il titolo e basta. Tra l'altro questo mica è l'unico libro di Tiraboschi, ha fatto uno prima di questo, si chiamava, sai come? L'ospedale delle bambole, ti dico solo questo. Già uno si immagina. Posso raccontare un aneddoto? Sì. L'ospedale delle bambole è il primo romanzo, questo è il terzo. Cioè, capito chi c'ha Italia 1 come direttore? Uno che scrive, scusa, ma che cosa che ha scritto il nostro direttore? Del Noce, che avrà scritto? Non so io. Uccelli di Roma, non lo so, cosa ha scritto? No, è il romanzo con il padre Chamberlain, penso che l'abbia scritto lui. Non ha parole. Vai Tiraboschi, di. Si deve riprendere da questa ultima battuta. No, dicevo che il primo romanzo, L'ospedale delle bambole, aveva sulla quarta di copertina la fotografia mia e la moglie di Fiorello, Susanna, lo leggeva a letto e con lui a fianco e lui tutte le volte che si girava vedeva il faccione mio anziché ti ricordi? Sì, ma ti rendi conto? Io dormivo e vedevo la faccia. Ti addormentavi con Tiraboschi, infatti in questo l'ho messa all'interno così puoi leggerlo, Susanna può leggerlo tranquillamente. Adesso però mia moglie non lo legge questo perché sai, è pregnant, è vero, sì. Ma pregnant. Esatto. Giustamente, voce del verbo pregnare quando uno ha ragione. Pistola. Pregnant. Ma scusa, ma noi che vogliamo invitare i comici, ma invitiamo Tiraboschi tutti i giorni.
Allora, il libro quanto costa? 12 euro mi pare. Stica, 2 meno del mio, Porca miseria. Costa poco. Vende di più questo. Questo, Faccia di cuore, una spaventosa storia d'amore. Bella roba, veramente. No, è bello, è bello. Io ho letto la prima pagina. Armando Curcio. Armando Curcio chi è? L'editore. Sì. L'editore. Storico di Scusa, posso far vedere una cosa al pubblico? Sì, Apro il libro, guardate come sono bordate le pagine. Sembra... C'è stata la risata solo quando abbiamo aperto il libro. Guardate. A questo punto lo dovete comprare solo per vedere come sono bordate Non vi le diciamo pagine. com'è. Allora ci colleghiamo col Quirinale. Io dai. credo che Tosca, sentendo l'inizio di questa della trasmissione odierna, secondo me ha girato i tacchi. Lei che versione va a teatro, proprio, sì, fa sì. i recitals di queste cose. Vabbè, ci colleghiamo col Quirinale, col dai. Quirinale. Sentiamo se c'è. finito il programma oggi. Sì, praticamente sì. Vediamo se c'è. Vediamo un po' se c'è il nostro Presidente della Repubblica. Sento delle voci dal Quirinale. Vediamo se riusciamo. Pronto? Uomo Quirinale Napolitano, buongiorno. Buongiorno. Che c'è? Siamo Radio 2, Baldini. Salve. Purtroppo il Presidente è in commissione per l'edilizia abitativa con i senatori a vita. Cambio. Vabbè, ce lo può passare? Attende in linea. Edilizia abitativa. Vabbè, perfetto, vedo il Vesuvio. Vabbè. Sentiamo se questa edilizia abitativa poi. Pronto? Siete in linea con il nuovo Quirinale Napolitano. Va bene. Se desiderate la buatta di Pumarola Sì. con il ragù Quirinale, digitare 1. No, non ci interessa. Se desiderate gli struffoli a forma Forma di che, scusi? di elmo di corazziere, digitate 2. Ma vabbè, no. Se desiderate l'adesivo con la foto di Napolitano che dà la mano a Mastro Lindo con la scritta indovina chi è Napolitano e chi è Mastro Lindo, Sono uguali. digitare 3. No, guardi, noi veramente vorremmo parlare con il Presidente, se è possibile. Vi ripeto che in commissione per l'edilizia abitativa No. sta coi cosi Sì, là, con i come sen- si chiamano? con I gli senatori a onorevoli vita. senatori. Prova a mettervi in contatto. Va bene, un attimo. sentiamo se ci riusciamo, grazie. Vediamo un po'. Allora, Eccolo, c'è. cari senatori a vita, Sì. da sempre noi siamo contrari al fiorire di nuove costruzioni nel centro storico. Oh, bene, è giusto, una cosa giusta, insomma. Per non parlare degli alberghi Sì, che deturpano sì, i luoghi sì. storici della città. Bravo, siamo proprio d'accordo, Presidente. Allora mo oggi capito. Cossiga, perché ti sei messo 3 case più un albergo Rinda o Parco della Vittoria? Eccola, sapevo io. Andreotti, tu sei andato in prigione senza passare dal via. Devi stare fermo 3 giri. Ma quale decorrenza dei termini? Allora sapete che vi dico? Io mo mi privatizzo la stazione est e coi soldi mi faccio una bella villetta abusiva in Coppa Viale dei Giardini. Ma può? Presidente, ma voi state giocando a Monopoli? Non si lasci ingannare dalle apparenze. Vabbè. È una terapia di gruppo per confortare il vicepresidente del Consiglio, D'Alema. Ma perché, scusi, cosa è successo? Vi ricorderete che D'Alema è stato proposto per la presidenza dalla Camera, ma poi ha fatto un passo indietro. È vero, ci ricordiamo. Poi è stato proposto per la presidenza della Repubblica, ma pure là ha fatto un altro passo indietro. E siamo a 2. Mo, facendo la partitella Monopoli, D'Alema ha pescato fra gli imprevisti la carta. Quale? Fate 3 passi indietro, contate auguri. Voglio, E che è successo, Presidente? voglio, si è misa a chiagnolo e si è mangiata una mazzetta di soldi falsi e 3 segnalini, fra cui o funghetto e o fiasche vino. Senta, Presidente, non andiamo a disturbarla oltre. Vuol fare un discorso, dire qualcosa agli ascoltatori? Certo. Sì. Un nuovo discorso fresco. Va bene, sentiamolo. Care paesane e care paesane. Bene.
Che bella cosa è una giornata di sole, un'aria serena, una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa. Una giornata di sole, Presidente. Conoscete già il mio discorso? Maestro, Qua bisogna fermare questa fuga dei notizie. Certo. Vabbè. Vi lascio con l'articolo 1 della nuova Costituzione di canto popolare napoletano. Ok, vabbè. E quale L'Italia sarebbe? è una repubblica fondata sul lavoro, ma che non diventi un'abitudine. Bene, grazie al Presidente Napolitano. Grazie. Disco lancio, c'è un disco nuovo da mettere, è stato già mandato dal nostro programma di Radio 1 Demo. Sentite questo gruppo, Tiraboschi, tu che sei proprietario di una rete lì. Senti, loro si chiamano Nessun Dorma si chiamano, e trattano la musica classica con un po' di piglio rock. E in questo caso vi faccio sentire un pezzo della Carmen. Sentite come l'hanno fatta. Abbiamo bene. la Tosca dopo. Poi abbiamo Tosca. Esatto. Noi facciamo sentire un po' di Carmen, che è una nuova proposta già mandata da Demo, ma noi lo mandiamo con molto piacere perché sono veramente bravi. Si chiamano Nessun Dorma. Sentite che pezzo. Questo è il vento? Radio 2 di Nessun Dorma, cercateli, trovateli. Io ti mostrerò che l'amore è quello che tu troverai in me, non confonderti. L'amore è un Bravissimi, Nessun Dorma, proposta già da Demo, ma noi facciamo da cassa di risonanza per le cose belle che ci piacciono e spero che piacciono anche ai nostri radioascoltatori. Ti è piaciuto Tiraboschi? Lo passeresti su Italia 1? Perché no, certo. Dopo il cartone animato Manga. Adesso hanno cambiato. Chi è questo adesso? Questo è Dragon Ball. Questo è Dragon Ball. Si è cambiato perché sono le 2. Sì. Dopo cosa c'è? Dici il palinsesto. No, dopo alle 3 c'è un telefilm dalle 3 alle 4. Mamma per amiche.
meravigliosi. Io me li registro quelli, lo so. perché me li vedo tutti, sono bellissimi. Me l'hanno detto che tu li Quanto registri. fa? Mamma per amica, Molto. Tipo 12. Tutti fanno il 12. La Rai, esatto. La Rai quanto fa in quell'ora lì che 4, tu fai? 5. La Rai dipende quale Rai dici. Rai 2 cosa fa a quell'ora? Rai 2 non me lo ricordo, credo faccia, c'è Italia sul 2, vabbè, sta con Lello Freddi che funziona molto Funziona? bene. Quanto fa tipo quello? Dal 17. Ah, però vi battono, eh? Vabbè, Vabbè, non è concorrenziale. No, e Rai 1 invece? E Rai 1 credo che faccia Cucuzza c'è c'è quell'ora. un antecucuzza, perché Cucuzza Un'antecucuzza? viene dopo. C'è un Antecucuzza non è male, cos'è? Sì. Un antecucuzza. Però sai, noi dobbiamo fare i conti con chi? quello che è la nostra linea editoriale. Noi possiamo Senti come parla sta linea editoriale? non possiamo essere concorrenziali a tutti, dobbiamo esserlo a noi stessi, insomma. Chi è il vostro concorrente più? Nessuno, noi siamo una Da zona soli. franca della creatività e quindi ci muoviamo nel nostro alveo. Vieni su Rai 1, veramente. Dragon Ball alle 20:40 su Rai 1 sarebbe meraviglioso. Al posto dei pacchi, Al dici? posto dei pacchi. No, al posto dei pacchi voglio manga. Manga. Manga è il genere. Ah, è è il genere che racchiude tutti i cartoni animati Amedeo giapponesi Manga, no? Cioè, io È il cantante giapponese. Volevo Amedeo farti una Manga. domanda, caro Luca. Di. Tu sai perché? Cosa? No, sai perché? No, digli di no. No, non sappiamo nessuno. Nessuno perché- di no. voi sa perché? No, allora ve lo dico io. Che Dragon Ball, ragazzi, questa voce opprimente. Ciao Marco. Ciao. Luca. Ciao. Sono io, l'uomo dei sai perché. Certo. Senti, sai perché Moggi quando voleva farsi 4 risate invece di Zelig guardava la domenica sportiva? Qualche idea ce l'ho, ma non lo so perché sei Senti, tu l'uomo. ascolta, sai perché sulla porta d'ingresso delle Sì. pompe funebri Sì. c'è appeso il cartello aperto per lutto? Ride l'uomo di sai Senti, perché, no? sì, non aveva mai sì. riso. Mi fa ridere perché più sono sceme E più senti fanno ridere. questa. Sì. Sai perché non bisognava mai chiedere a Muzio Scevolo ti serve una mano? Ha detto Scevolo. Sì, vabbè, uguale, era maschio, facciamo finta di Vabbè, era Scevola. Era Muzio. Vabbè, non si chiamava Scivola? Vabbè, uguale, Era dai. Scivola. Sì. Senti, sai perché nelle scuole della pianura padana i banchi sono di nebbia? Sai perché di oggi? No, mica ho finito. Ah no? No. Ce n'è una peggiore? Stai decidendo se leggerlo o Sì. meno. Che sono quei momenti Sì. che dico che mi vergogno un Un po'. po' di fare l'uomo di sai perché. Vabbè, Sì. vediamo. Ma dai. quasi qua. Allora questa ve la lascio immaginare, non la finisco neanche. Non la finire, dai. Sai perché? Se ti arrampichi su un melo puoi trovare una bella mela. Finita. Grazie. Non c'è bisogno No. che vada avanti. Di parlare di altri frutti. Vabbè. Però la vorrei tanto Vai, dire. dilla, se ti arrampichi. Su un? Ad esempio su un fico. Esatto. Cosa ridi, Cremonesi? Ti sei mai arrampicato? Secondo me nella tua vita tu non ti sei mai arrampicato su un fico. No. Perché io ti ho visto sempre con delle belle Su un banane. banano, esatto. Non pensavi, vero, Tiraboschi, che potessimo osare fino a tanto? Allora, niente, ho finito. Grazie, sai perché? Eccolo. Allora, sta per arrivare Tosca, Tosca, che sì. in questo postaccio per lei, io non so come veramente. Questa osteria numero 20. Questa che- osteria che- numero 20, attenzione, Tosca, vedo una porta che si apre, sta per entrare. Eccola! Tosca! Benvenuta Tosca! Ciao Tosca! Ciao. Che bello vederti qua. Noi ti vediamo da casa, ti sentiranno, perché io non mi stancherò mai di dire, una delle cantanti più brave italiane, proprio più brave, proprio tecnicamente. Io ho avuto. Madonna mia, mi fai piangere? No, io ho avuto anche modo di lavorare con lei, di fare una cosa insieme. Ti ricordi? Facemmo un cartone animato che Italia 1 Manga? non manderà mai, perché Anastasia è troppo L'ha noiosa. mandato Abbiamo Canale già mandato. 5. No, Italia ferma. 1. Zitta. Ferma. Vieni, Tiraboschi, Non vieni. commettere errori. L'abbiamo Scusi, già non trasmesso volevo. Quando? due volte, al sabato sera in prima E serata. come andava? Bene. Quanto faceva? Il 12. Ovvio, ormai.
Avevi detto Canale 5, mi scusi. No, è vero, hai ragione. No, la prima emissione la fece Canale 5, poi perché era troppo importante per me, e poi dopo l'abbiamo dato noi. E io e Tosca cantammo la colonna sonora di questo, nonché doppiamo Che anche. doppiamo. Lei faceva la Era principessa. troppo bello perché questo lo racconto io l'aneddoto nostro. L'aneddoto è stata l'unica che è riuscita a farmi uno scherzo. Incredibile, cioè a me scherzi non me li fa nessuno, che li sgamo prima. Posso Anzi, dire? anche scherzi a parte, c'eri vicino, però ci hai sgamato. Un po' sgamato lì, però tu me l'hai fatta grossa. Che era bella. Lo posso dire? Come no? Allora, ora non mi ricordo bene perché lavoravamo in colonne separate per via di lavori orari che avevamo, no? Quindi delle volte lei magari cantava prima di me, e poi lei finiva di cantare, andava via, poi arrivavo io e proseguivo la canzone, la parte mia. A un certo punto c'era una canzone che era, qual era? I cavalli che sembra come un attimo dei cavalli si impennano. Esatto. Era originale. La mia canzone questa. Ecco, allora a un certo punto la versione Allora, a un certo punto lei che cosa fa? Registra una versione diversa da quella che avete appena sentito. Io quindi arrivavo, dovevo sentire sta canzone per poi doppiare. Invece di sentire quella roba lì, sentivo questa, si può fare qui, Sembra come un attimo dei cavalli si ingroppano. Ora e c'era tutto il direttore di doppiaggio che facevano una. E io allora sentivo sta cosa e facevo, scusate, dicevo, scusate, ma chi ha fatto l'adattamento? L'adattamento italiano di sta roba, chi l'ha fatto? E quello faceva. E io dicevo, ma siete sicuri? E tu dici, sì, perché cosa dice? Ma come cosa dice? Dice che i cavalli si ingroppano. E lui, ma no, ma dai, è normale, è poetico. Ma come è poetico? E io litigavo, urlavo che non volevo andare avanti. Certo, ma non è possibile, un cartone animato, Anastasia per bambini, i cavalli che si ingroppano. Manco Toscani fa una foto così che era uno scherzo, ma ha fatto lei, bello però, complimenti. Siamo fatti tanti, dai. Ce ne siamo fatti tanti. Scusa, prima della radiopromozione puoi esaudire un desiderio, no? Tu hai esordito praticamente al grosso pubblico a Sanremo con Ron, ormai ti romperanno tutti. Ma io c'ero già andata una volta, ma mi avevano comprato un vestito solo la casa discografica perché sono durata 2 minuti e mezzo. Mi hanno mandato a casa. Sì. Ma quelle sono 92. Le cose che nel 92 hai fatto un Sanremo? Sì. Ti ricordi la canzone qual era? Sì, vorrei incontrare. Era Cosa farà Dio di me? Cosa farà? Cosa farà Dio di me? Mi ha messo su un treno e mi ha rimandato a casa. Però hai dimostrato di essere quello che sei. Io adesso veramente, prima della radiopromozione, che abbiamo anche noi i nostri obblighi, non solo Italia 1. Ma a proposito, non ti fai gli spot da solo a Italia 1? Con il tuo libro, non lo puoi fare? Perché conflitto di interessi. Bravo. Voi siete specialisti lì, no? In conflitti. No, ho detto così. A me non pare. No, invece è vero, non siete, perché veramente. Ma adesso con il nuovo governo di sinistra, brutta roba per voi, vero? Perché? Perché vi rompono adesso. E chi l'ha detto? Lo so, rete. Berlusconi lo vedi mai? Si fa vedere adesso che c'è poco da lavorare lì. No. È un po' più libero, diciamo. Ma dai che scherziamo. A proposito di sinistra, consentitevi di fare un saluto adesso, anche se in campagna elettorale, però il sindaco di Roma Veltroni è stato ricoverato in ospedale oggi, speriamo che si riprenda, non so cosa abbia, ma facciamo un applauso al sindaco di Veltroni, al sindaco di Roma Veltroni, che sta in ospedale. Sì, una notizia è uscita in questo momento. Ora per par condicio diremo Alemanno la sta bene. La cistifelle ad Alemanno. Salutiamolo, esatto. Ora per par condicio però Alemanno dovrebbe ricoverarsi in una stanzetta vicino accanto. No, facciamo a Walter Veltroni gli auguri di pronta guarigione, credo che abbia un problema di coliche. Vabbè. Allora, prima ci sei, Tosca? Ci sono. Io sono felice di fare la parte di Ron. Mi sono sempre sentito un Rosalino io. Tutta la vita. Sì. Rosalino. Sì. Non aspetto tanto il momento della sua entrata, perché quando lei non mi fare però che ora mi cambi il testo, no, che mi fai lo scherzo. Signori, vorrei incontrarti fra vorrei 100 ingropparti fra no, dai, Baldini, ma me l'hai bruciata. È un classico, lui è bravissimo. Che bruciare, lui anticipa chiunque, proprio il suo. Mi chiamano Gentile, non ti ricordi Gentile Maradona? Signori, prima della radiopromozione, il mio sogno. Vai.
Pippo Baudo presenta. Vorrei incontrarti facendo. Vabbè, la chitarra c'è comunque, sì, non c'è, so se la sentite, ma c'è. Sulla fiducia, dai. Datemi un segno, io parlo. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Pensa al mondo fra 100 anni. E troverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Rosa rossa tra le mie mani. Dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino. Sarò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che brilla. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Come un gabbiano volerò. Sarò felice in mezzo al vento, perché amo il sono amato da te che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso. Quanti voglio averti e dirti quel che sento, abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto. Chiudi gli occhi dolcemente e non ti preoccupare, entra nel mio cuore, lasciati andare. Oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che brilla in mezzo alla tempesta. Senza aver paura mai. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo tra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Mai provata, lei è arrivata, mai provata, e nonostante la vicinanza di Luca Tiraboschi, meglio del disco. E la Ma sei bravissimo! Brava Tosca, radiopromozione, a dopo! Vai! Immaginate di essere un cespo di spinaci, vi sentite sani, rigogliosi e ricchi di proprietà, ma i bambini vi rifiutano, gli adulti vi snobbano, per voi c'è solo un ruolo di contorno. All'improvviso arriva lei, una splendida mela che vi chiede di tuffarvi con lei in un mare di yogurt fatto solo con latte italiano. Così sono nati i nuovi yogurt magri Iomo frutta e verdura. Mela e spinaci è uno dei tanti nuovi abbinamenti. Provateli tutti. Nuovi Iomo frutta e verdura. Con Iomo c'è del buono ogni giorno.
Ci risiamo in diretta via Asiago, viva Radio 2. Oggi c'è Tosca con noi e Luca Tiraboschi. Eccoci, ecco, siamo in diretta, devo dire, bella esibizione dal vivo, ma Tosca è anche qui perché ha fatto. Tosca, tu hai fatto un recital. Ho fatto uno spettacolo. Teatro canzone. Ho ripreso un po' questa tradizione che è un po' persa. E si chiama Romana, omaggio a Roma, no? Sì, della Garbatella. Proprio Garbatella. Garbatella. E ci sono tantissime canzoni romane, belle. Sì, c'è questa tradizione romana che si è un po' persa, perché secondo me perché il romano è pigro, che non c'ha voglia di girare, ma io sto a casa mia, mi faccio il mio rione. Invece abbiamo una tradizione meravigliosa, come la canzone siciliana, come la canzone napoletana, e quindi io mi sto divertendo. Magari uno sente sempre le stesse canzoni, che so, Roma non fa la stupida stasera. No, ma ci sono delle cose, non so se se lo conoscete, c'è il signor Balsani, che è stato il primo grande cantautore di Roma, che ha scritto che era uno che girava con la rivoltella, andava nei teatri e diceva: se non vi piace ve sparo. Era molto democratico. Scusa un attimo, ci faresti un bel cartone animato con questo? Potrei fare una miniserie, in effetti. Allora, com'è? Tipo che ci scrivo un libro. Senti, una canzone di sto signore, come si chiama? Balsani. Balsani, ce l'hai? Sì, come no? Tipo? Sì. Facciamo Maestro Mascellino. C'è altro il maestro Mascellino Mascellino che con Baldini, voglio dire, dovresti andare. Mascellino e Mascellone. Allora, c'è la fisarmonica, proprio. C'è la fisarmonica. Grazie, Sasà. E la pistola in tasca, dunque. Senti, facciamone una, perché lui era proprio pazzo totale. C'erano le serenate a dispetto, si chiamavano. Cioè? Quindi andavano sotto le finestre e gli mandavano i colpi. Cioè, nel senso che. E mo te la canto, sentiamo, questa è roba originale, È sotto la tua soprattutto finestra, per Tiraboschi, tu sei di Bergamo, queste cose. No, a Bergamo non succede. Non succede a Bergamo. No, perché poi da Bergamo Bassa a Bergamo Alta è lontana la cosa. No, perché quelli scendono. Sentiamo. Sentiamo. Mo te canto una canzoncina come un sorfeggio da sbuciafratte, con la chitarra che me scantina, lo faccio solo per canzonate. Si dormi e sogni, diavolo santo, che non te possi più risvegliare, ma si stai sveglia mentre te canto. Non ti faccia, tu scavi colle deve venire giù, fa presto facile, non vedi più, se vuoi che canto te fa cucù, se ti pianta la canto di più, tra-la-la-la, 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 bellissima. E la serenata al contrario. Sì, un accidente. Queste poi sono cose che possono piacere, mica solo chi è di Roma, perché chi è di Napoli, chi è da Val d'Aosta, chi è di. Guarda, questo spettacolo ha debuttato ad Asti, vi dico la verità. Quando sono arrivato ho detto qui me menano. Ci menano, esatto. E invece l'arte è arte. 10 minuti d'applausi, non sai come stavo. Alla fine dicevo no, sono finti, aiuto, qui c'è lo scherzo. Invece è talmente universale come musica. Ma adesso poi dopo avremo modo di sentire anche. A me mi devi fare un pezzo di Gabriella Ferre. Ma proprio lì ci mettiamo in religioso silenzio. Me ne vado là. Te ne vai proprio lì, la fai sul palco. Noi adesso abbiamo un collegamento con un calciatore. Sì, con la Spagna. Con la Spagna. Dobbiamo collegare perché i momenti del calcio sono un calciatore. Ormai è un po' che non gioca. Tiraboschi, ti trovi bene con noi? Sì, molto. Tu sai che una cosa che non sai è questa. Io so come cosa. Ho parlato con Mario Giordano, che è il direttore di Studio Aperto. Sì, conosco. E come tu Siamo vedi coinquilini. c'è una telecamera che ti ha ripreso quando facevi Italia 1 e altre scempiaggini. E verrà a ritirare questo filmato tra un po', un giornalista, non so chi, e tu sarai nella tua rete e ti vedrai questa sera. Quindi amici, se volete vedere Tiraboschi, amici radioascoltatori, su Italia 1. Tra l'altro su Repubblica sai cosa c'era scritto? Quando? Che tu sei di sinistra. Me l'hanno detto, sì. Sì, perché su Repubblica c'era scritto tutti quelli di Mediaset che sono di sinistra. Me l'hanno detto. E tu sei di sinistra. È vero? Me l'hanno detto. Ma è vero? È vero? Non lo puoi dire se è vero. No, non è vero. Rimane fra noi 2 milioni. No, perché se no dopo ci fa 5 minuti. Pronto? Sì. Ho sentito che c'è uno. C'è uno che dirige uno dei miei retti che è di sinistra, roba davanti. Allora adesso ci colleghiamo con.
Con la Spagna. Con la Spagna. Sentiamo se c'è Antonio Cassano, Andiamo. Il numero lungo perché la Spagna è lontana, giustamente. Sentiamo. Squilla. C'è. Questo è il collegamento con. Pronto? Sì, ciao Antonio. Ehi! È la radio. Lo Baldini. so. Ma vabbè, ti abbiamo chiamato. Buongiorno, come stai? State peggiorando, Perché, scusami? Non da un buco non mi sentivo. È da un po' che non ci State sentiamo. dicendo delle cose pesanti. Tipo? Ma... Che pesanti, che abbiamo detto, Antonio? pesanti, Vabbè, insomma. Delle cose pesanti, vabbè. Vorrei allenarmi fra 100 anni. Ah, questa è la tua canzone, perché in effetti. C'ho i miei cugini qua. Fate un saluto. Come si chiamano? I cassonetti. I cassonetti, Senti, avete fatto una canzone? Beh, questo te lo dovevo chiedere io. Abbiamo fatto una canzone? Esatto, sì, penso di sì, l'avete fatta? Si fa le domande e si risponde. Non proprio. Non proprio una canzone, No, cos'è? però diciamo che è un omaggio al calcio. Ah, La vuoi sentire? sentiamo questo omaggio al calcio, dai. La vuoi sentire? Siete pronti? Allora vi do il tempo, Ah, gli dà il tempo. 1, 2, 3. Luciano Maggi! Ma, scusa, questa a casa mia si chiama Ti è Pernacchia. piaciuta? Ma che omaggio al calcio è, È un scusa? omaggio musicale, voglio. Ma- È un modo artistico per esprimere il mio pensiero nei confronti di quello che sta succedendo nel calcio. Ah, per fortuna è artistico, scusa, e se non fosse stato artistico che avresti fatto? Andava a staccargli le corna a quello là. Ah, guarda, sì. Che qualcuno ci hanno fregato una partita l'anno scorso. Stavamo uno pari, me lo con ricordo. un gol di Antonio Castello. Lo so. E poi un rigore inesistente che è andato alla Juve. Purtroppo ci sono stati quei fattacci nel calcio, allora che Purtroppo? purtroppo sì. Hai detto purtroppo? Sì, ho detto purtroppo. Io dico purtroppo quando un'autovelox mi fa una foto in bianco e nero e non si vede bene il colore rosso della mia ferrure. Certo. Io dico purtroppo quando passo su una pozzanghera a 200 all'ora e si bagna la signora che è affacciata al primo piano. Certo. Io dico purtroppo quando mi fermano i vigili, io purtroppo non c'ho la patente. Certo che tu no. Ma quando mi fregano la partita io dico molto c'è Beh, benissimo, basta. Va bene. Bene, ecco. Hai ragione, avete tutti ragione. Ma dove sei adesso? Dove sei adesso? Sto tornando in Italia, il campionato qua è fornuto. Ah già, ha vinto il Barcellona, ha vinto il... Davvero? Sì. Ha vinto Barcellona? Come fai a non saperlo, scusa, il tuo campionato? Ma io non mi interesso molto di calcio. Ah, ecco. Cioè io lo gioco, Sì. ma non mi appassiona. Preferisco altri sport, biliardo, boccetto, PlayStation. La PlayStation, ecco. Ma dove ti trovi esattamente Un adesso? attimo, fammi leggere il cartello. Sì. Sono a Perpignan. No, Sandro Scusa, sono già a Monte Carlo. Insomma, si può sapere dove sei, cavolo? Ma io non faccio a tempo a leggere i cartelli che sono già alla città successiva. Ma tu, ti posso dire una cosa, Dimmi. la posso confidare? Dimmi. Ma tu sai che il mio navigatore satellitare Sì? mi parla al passato. Cioè? Mi dice, dovevi girare a sinistra. Ah, prima, sì, certo. Se fosse stato possibile, Sì? avresti dovuto fare inversione a 10 chilometri fa. Certo. C'era uno stop. Tipo così, Certo, hai senti, capito? ma tu non vai mai piano? Perché ti sembra che vada veloce? Insomma, vedi tu. Riesco a leggere anche i cartelli. Grazie. Comunque non ti preoccupare che quando vado troppo veloce il satellitare me lo dice. Ah, davvero? E che ti dice? Rallenta che se no vomito. Ah, ecco, vabbè. Grazie ad Antonio Cassano, Ciao, da ladri. Madrid. Ale. Che ci vuoi fare? Ora, Eh. ricordandovi che in tutte le librerie Tosca, tu hai letto un po' adesso, che impressione ha fatto il libro di Libro. Tiraboschi? Leggendo la prima cosa, ti ha incuriosito o dici non lo leggerò mai? Perché è forte, io lo dico. è forte. No, ma incuriosito perché insomma anche le immagini che stanno dentro sto bambino con la faccetta a forma di cuore, molto particolare, mi piacerebbe chiedergli che posso? Sì, è bello perché la radio. Abbiamo l'autore qua. Essendo contemporanei possiamo. Mi esatto. piacerebbe tanto così, tra me e te, mi dispiacerebbe. Scusa,
scusa, ma fa le battute. Certo. Sentite, ha detto, essendo contemporanei. Ma Tiraboschi, tu non la devi dirigere una rete, tu devi andare in video, porca. No, che video. Vai, prego. No, che concezione ha della famiglia? Ecco. È una cosa un po' particolare. No. Ecco, vai. Rispondi. No, tu prima, Tosca, accennavi al fatto delle illustrazioni. Ecco, all'interno del libro ci sono delle illustrazioni realizzate da un maestro della. Chi è? Si chiama Massimo Noè, è uno dei più grandi illustratori di fumetti molto vecchio, italiani. Vabbè, lascia, fai finta di niente. Massimo Noè. Ecco, le illustrazioni servono proprio per sottolineare l'aspetto favolistico della storia. La famiglia in questo caso è una famiglia di due anziani genitori che hanno questo bambino in tarda età, e siccome loro si sono isolati da tutta la cittadinanza perché invisi alla collettività, quindi hanno deciso di isolarsi sul cucuzzolo di una collina, pur amandosi alla follia non riuscivano a coronare il sogno di quest'amore non avendo un bambino. In realtà il bambino nasce con loro molto anziani, ultra settantenni, quindi neanche quindi, aspetta, fermo. Quindi la nascita del bambino, che era per loro il sogno più importante, sconquassa le menti già abbastanza compromesse di questi due e li porta poi a costruire dal punto di vista iconografico il loro figlio esattamente con il simbolo dell'amore, cioè il cuore. È una storia, è una favola che denuncia anche per alcuni aspetti il desiderio di maternità e di paternità in età molto anziana, che per me, almeno per quanto penso io, potrebbe essere una cosa anche ritenuta non del tutto idonea. Secondo me, lo sai qual è la sua forza? Che lui, anche credo il successo della sua rete, che lui è bambino dentro. E può essere? Sì, è vero, verissimo. Tosca è una roba bravo Tosca. Infatti vieni a lavorare con noi qua, che tu ci fai le interviste quando ti pare. Guarda. Scusa, posso fare una domanda io? Secondo te è possibile ricavarne un film da questo libro? E se sì, avete già il protagonista del bambino? E se sì, io avrei una proposta da Cremonesi? Sì. L'unico problema è che devi tenere la testa in una morsa. Per mettermi in una morsa. È un po' tardi. No, a parte gli scherzi, sempre visto un film. Potrebbe nascere. Ma ci vorrebbe Tim Burton però per Stiamo farlo. trattando con una casa di produzione inglese per la realizzazione di un lungometraggio d'animazione. Perché io non credo che i Vanzina siano interessati a questa storia. No, perché la storia, oltre ad avere il problema del personaggio principale che ha questa caratteristica, è piena di altri curiosi soggetti. Ah sì? Che sono gli amici di Faccia di Cuore, che sono peggio di lui. Faccia di Cuore, testa di che ci sono tutti esatto. Sono tutti amici. Però ragazzi, io sono convinto che questo libro venderà parecchio. No, è bello, lo vedo già dalla copertina. Scusate, eccola qua, guardate. Vedere? Esclamazione del pubblico a vedere sta foto. Meraviglia. Allora ci siamo, Tosca, è il momento che stavo aspettando, perché si parla di una grandissima artista scomparsa credo due anni fa. E me lo ricordo, sapete perché? Perché il giorno della scomparsa fu il giorno della prima puntata di Stasera Pago Io, Revolution, perché io dovevo andare in onda e mi ricordo che fummo turbati da questa notizia e io dovetti poi fare lo show che alla fine dedicai proprio a Gabriella Ferri. Io ti dico, Gabriella, io faccio questo mestiere perché da bambina mio padre mi portò a vedere un suo spettacolo e rimasi folgorata. In un momento dove le icone erano Mina e Raffaella Carrà, io sono entrata e ho visto questa donna che faceva tutto, faceva piangere, ridere, era meravigliosa, bella, brutta, e lei mi seguiva, un giorno è venuta a trovarmi. Ma dai. Sì, è venuta a trovarmi in uno spettacolo mio e mi disse: ma perché non fai una cosa sulla tradizione romana? Ti viene bene. Eccola qua. E io l'ho fatta. Devo dire che è stato fondamentale l'incontro con Massimo Venturiello, perché mi ha fatto una regia e mi ha costruito uno spettacolo addosso. Dove sei con lo spettacolo? Dov'è che si può vedere lo spettacolo? Quest'estate faremo una rassegna che si chiama Litorale, che è tutta nei posti più importanti del Lazio. Poi saremo a Roma a novembre a Teatro Vittoria. Dico saremo perché per me i miei musicisti, il regista e tutti sono una famiglia. Quel pazzo lì io me lo porto da Palermo, minchia, lo porto da laggiù, capisti? Hai capito? No, c'è in mano il CD, c'è in mano il CD anche, in mano il CD bellissimo. Abbiamo, a forza di dirci, ma c'è il CD, c'è il CD. Esiste. E l'abbiamo fatta a novembre, adesso sta in tutti i negozi. Tosca romana, tra l'altro una copertina bellissima, la copertina poi guarda, è nera come la lui. Quello è proprio l'emblema dello spettacolo, il circo, il palloncino. Il palloncino. Quale sentiamo sempre? Vai, vado allora, là.
momento, signori, dedicato a Gabriella Ferri. Tosca interpreta Sempre. Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia e tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio e tante canzoni. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più, come un vecchio ritornello. Sempre, 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 anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Applauso vero. Bravissima. Grazie. Tosca. Romana, pubblicità. Brava, Tosca. Brava. Tiscali, come sarà venuta l'idea di dare telefono e internet senza limiti? Probabilmente non riuscivano a calcolare quanto tempo stai al telefono. Con Tiscali Tandem, telefono in tutta Italia senza limiti e senza pagare il canone Telecom e hai la DSL flat a 8 mega. Tutto a soli €39,95 al mese e fino al 29 giugno il modem è gratis. Tiscali Tandem. Chiama ora il 130 o vai su tiscali.it. Offerta valida per chiamate urbane e interurbane, servizio telefonico VoIP, condizioni e limitazioni tecniche territoriali su tiscali.it. Acqualete, l'effervescente naturale del benessere. Tante virtù, poco sodio. 74 2 di prosciutto crudo. 75 Se dici prosciutto crudo, non hai detto niente. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma. Tu sei? Alex. Life is? Ovvio, quando suono con il mio gruppo. Allora la tua vita va a tempo di musica? Sì, la mia preferita. Fantastico. Lo sai che da oggi puoi scegliere tra tantissime canzoni per personalizzare la suoneria del tuo cellulare? Allora tra tutte troverò anche la suoneria del pezzo scritto da me. Beh, prova. Scarica sul tuo cellulare le suonerie Real Music e polifoniche di Vodafone Live. Trovi una selezione vastissima delle migliori canzoni tra cui scegliere la tua suoneria. C'è anche Dani California dei Red Hot Chili Peppers e Bambino nel tempo di Eros Ramazzotti. Per info e costi Vodafone.it. Life is now. Vodafone. Ogni giorno nel mondo volano milioni di persone. Turisti che viaggiano in economy, uomini d'affari in business class, miliardari sui loro jet privati e pochi eletti su aerei senza ali. Nuova Saab Sportage Airplane Inside. Oggi da €203 al mese con assistenza e riparazione per 3 anni. Offerta valida fino al 30 giugno. TAN 3,99, TAG 4,54. Questo sabato negli showroom Saab. Dottore, ultimamente mi sento Un super mal di testa? No, un supermercato Sigma. Cosa? A volte parlo con voce strana, dico cose... Tipo? Dal 19 al 27 maggio sconti fino al 40% su tantissimi prodotti a marchio Sigma. Che dice grave? No, è conveniente.
La qualità dei prodotti Sigma è sempre conveniente e dal 19 al 27 maggio lo è ancora di più, con sconti fino al 40% su tantissimi prodotti a marchio Sigma. Supermercati Sigma, una ragione in più. Viva Radio 2. Ci diciamo, Viva Radio 2 con Luca Tiraboschi e Tosca. Luca Tiraboschi nonché direttore di Italia 1 ma anche scrittore di Faccia di Cuore. Tosca invece ci ha deliziato, devo dire che il pubblico è rimasto proprio entusiasta proprio l'esibizione di questa sempre di Gabriella Ferri, ma nel CD vedo anche il carrozzone. Sì. Ma è quella di Zero? Il carrozzone era stato scritto per lei, per Gabriella Ferri. Ma dai, pensate. Vedi quante cose non si sanno. Ma Renato la sa sta cosa? Sì. La sa. E lei perché non la volle fare? Perché non era in un momento no. Che non gli piaceva? No, non gli andava di fare niente. Non gli andava, l'avrebbe fatta. Ma non l'ha mai fatta, mai neanche cantata. No. Ma a me quando mi ha detto dai falla sta cosa perché io sono stanca, tu devi vedere che faccia che c'aveva. Sì, una cosa bello. Ma al limite proviamo, perché così se la canti te il carrozzone noi ci possiamo proprio immaginare come l'avrebbe cantata io però ho fatto una versione molto particolare, tipo? perché a fine spettacolo è ipnotica, molto strana. Sì, e noi Vuoi ci sentire piace un pezzettino? a noi ci piacciono le cose strane e ipnotiche, cioè, infatti ci droghiamo per questo. Vabbè, la faccio. Hai detto? Ci droghiamo per questo, lo strano e allora te la faccio, dai. Ma si può fare qua suonata o come? Sì, il maestro Mascellino è già pronto. Ah sì? Mascellone, Mascellino. Allora, tranquillo. Allora, ipnotica il carrozzone che doveva essere cantata Gabriele, che poi invece ci ha visto bene Renato Zero. Chi l'ha scritta il carrozzone allora? Piero Pintucci, dovrebbe essere Franca Evangelisti. Derek Stogni. No. Derek Stogni. Bravo, l'hai detta grossa. Sentiamolo un attimo. Il carrozzone va avanti da sé con le regine, i suoi fanti e i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi sotto a chi tocca in doppio petto blu. Una mattina sei scesa anche tu. Bella è la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca povertà, il pane caldo, la tua allegria. Tu che stringevi la tua mano nella mia, bella è la vita, dicevi tu, un po' ignotta e va con tutti, sì però proprio sul meglio t'ha detto no.
il carrozzone va avanti da sé. Vi posso assicurare che cantare dal vivo così, difficilissimo. Cioè, dov'è Cremonesi? Maestro Cremonesi dov'è? Cremonesi? già... Tu che senti sempre le note calanti, com'era qua? Senti da lontano, era perfetto. C'è un CD. Praticamente noi avevamo il CD dal vivo. Bravissima. Brava. Senti, adesso entriamo nella stanza di amici di Maria De Filippi. C'è Catello che si sta già allenando e ci dovrebbe essere anche il coreografo. Sentiamo. Forza, dai, 2, 3, tutti insieme. Levatemi la musica, basta. Catello. Per oggi basta, un attimo che parlo con tutti i ballerini. Forza, andate tutti. Catello, vuoi fare la doccia anche tu? Sì. Senti come puzzo. È vero, puzzi da uomo. Emetti un terribile tanfo di maschio. Guarda che chiazze che hai sotto le ascelle. Guarda cos'hai. Sei troppo maschio. Ma io sono maschio, C'è il muschio più che altro. Tu sei sicuro di essere mascolino? Sì. Dobbiamo fare qualcosa per far emergere la tua femminilità. Che ne dici di fare del nuoto sincronizzato? Se lo vedi. Dai, così ne approfitti, no? E ti lavi pure, fai il nuoto e ti lavi. La tua parte femminile emergerà dalle acque come una Venere. Bellissimo! Peccato che non so nuotare. Che orrore! Come sarebbe dire che tu non sai nuotare? Come sarebbe dire che non sai nuotare? È una cosa terribile, dobbiamo rimediare subito. Vieni con me in piscina, mettiti questo costume. Ma che razza di costume è? Questo è un filo, scusa, È un nuovo modello, no? Modello filo interdentale, meglio noto come spartichiappa. Io in questo caso non me lo metto, capito? Mettilo, Catello, se no te lo metto io. Catello! Vabbè, me lo metto da solo, Catello, ora devi venire con me in acqua. Dammi almeno il tempo di mettere in posizione subito. E subito mi fai buttare. Vanno scaraventato. Aggrappati a me. Sì. Aggrappati come una cozza allo scoglio. Mi ha toccato qualcosa, Deve essere un polipo. Ma come un polipo in piscina? Ma questa è una piscina di acqua marina. Certo. Può capitare. Adesso basta col parlare e batti i piedini. Un attimo. Lolli, ho detto batti i piedini, effetto di piedini che battono. Dov'è? Ma che cazzo? In terra? Sul fondo della piscina li battono. Cioè una roba. Proprio una roba, se la racconti non ci credi, Ma sto polipo punge, mi ha pizzicato le chiappe. Ma non è possibile, i polipi non pizzicano. Ma sei stato tu allora, levami quelle mani di dosso. Sono io il tuo polipo. Purtroppo ho solo 2 mani. Vieni qui, mio bel paguro, esci dal guscio e fatti mangiare dalla tua piovrona. Non tentare di sfuggire ai miei tentacoli. Lasciami stare, levami quelle manazze di dosso. Levale. Dove scappi? Mi sembri un'anguilla di comacchio. Vieni dal tuo polipetto. Non mi piacciono i poli. Non scappare! Catello! Che me lo Ecco, ringraziamo gli amici. Comunque una cosa di buono c'è, che Catello ha imparato a nuotare così. Bene, allora mi sa che siamo arrivati proprio velocemente a chiamare nonno Mike al volo a casa in via Giovanni da Procida. Sentiamo se è a casa. Pronto? Oilala. Buongiorno signor Mike. E allora? E siete decisi? Sì, vabbè, l'abbiamo chiamato. È arrivato il turno del fanalino di coda? Vabbè, fanalino di coda adesso. Se volete vi richiamo tra mezz'ora. Vabbè. Siete comodi? Noto una sottile vena polemica. No. Chiamate le cose col loro nome, sono incazzato come un toro. Almeno ditemi chi c'era di così importante da oscurare la mia figura. C'era Tosca e Luca Tiraboschi. Capirai. Li conosco, Ah sì? Da noi c'era un detto. Cioè?
tira più una Tosca che un carro di tiraboschi. Non ricordo ancora, roba da matti. Certo. Vabbè, come abbiamo saputo ufficialmente che lei in qualche modo ha preso le distanze e si è dimesso da tifoso della Juve, vero? Ma certo, e per la vecchia signora saranno cacchi. Perché? Perché un supporter come me sposta migliaia di tifosi, lo sapete? Vabbè, ma che squadra ti farà adesso? Scusa. Adesso tiferò per i Dallas Cowboys. Ah, già che lui. Il football americano è un'altra cosa. Certo, lei. È un'altra cosa, va bene? Fate entrare il piccolo Bava di Lumaca. Forza, che dobbiamo fare la telepromozione. Sentiamo se c'è il bambino. Uè, Belin! Mi chiamo Mimo e vengo da Sanremo. Io invece vengo da Cologno Monzese e ti picchierei per un mese, lo sai? Forza, piccolo orfano del Gabibbo, tu devi stare zitto e fermo, perché i bambini nelle telepromozioni servono solo a intenerire il pubblico, certo. E dunque vendere di più, e il buon Tiraboschi lo sa. Soprattutto nei suoi cartonacci animati che manda nel pomeriggio. Adesso c'erano i Simpson, dai. Mette un cartone animato e giù una pubblicità di zainetto, così poi Leolina viene da me e dice: papà, voglio lo zainetto. Io poi vado da Tiraboschi e glielo faccio pagare. Va bene, forza. Cosa hai detto? Mi piace lo zainetto. Va bene, forza. Mario Bianchi? Sì, Mike. Ci sei? Sono pronto, Mike, quando vuoi. Mario Bianchi è nato pronto. Anche tua sorella è sempre pronta, Baldini, lo sai? Sapevo io che allora, possiamo partire senza più ingerenze esterne. Va bene. Forza, mandate la sigla e poi dite a quell'altra, dite alla Tosca se mi canto Mia bella Madonnina. Vabbè, dopo glielo chiediamo. Ecco la sigla. Rovagnati presenta la nuova valigia suina, la porca trolley. Ideale per trasportare salamelle, salsicce, capocolli, nodini e soppressate. Soppressate, che soppressate? Uè, Besugo! Ma a fare queste reclam me le date le palanche? Le palanche? Sì, le palanche. Le palanche no, ma ti diamo un sacco di palate se continui a frantumarmi le ghiandole ovoidali. Mario Bianchi, rimanda la sigla. Andiamo con la sigla. La nuova valigia di Rovagnati con le rotelle, la porca trolley, disponibile in varie versioni, in pelle di maialino da latte per lei, certo. in cuoio di facocero e in pelo di cinghiale maremmano per andare sulla neve. Bene. La porca trolley è l'unica valigia al mondo che al posto delle rotelle ha gli zoccoli. Imbelinato. Cosa ha detto? Non ho mica capito. Ho detto, uè, imbelinato. Posso salutare i miei parenti di Sanremo? Mamma mia. L'ha fatto di nuovo? Sì. Mi ha interrotto. Sì. Vuoi salutare i tuoi parenti per l'ultima volta? Sì. Allora accomodati pure. Belin Belandi. Voglio salutare zio Bruno, nonno Gino, zia Dori, nonna Carla e tutta la terza C dell'Istituto Antonio Ricci di Sanremo, Balandi. Antonio Ricci. Hai finito? Bene. Allora senti, piccolo amo da pesca attaccato ai miei ciondoli. Tu che sei ligure, ti piace il pesto? Sì, mi piace molto. Vuoi vedere come si fa il pesto? Sì, mi piace, vediamo. Bene, allora vieni qua. Chiudi gli occhi. Sì. Apri la bocca. Oh là là. Abbiamo fatto un bell'occhio pesto qui, Vabbè, adesso sapete che vi dico, mi sono rotti i maroni qui. Sapete cosa facciamo? Che fa? Andiamo a trovare Mastrota che sta facendo la telepromozione delle merendine, i saccottini al cioccolato. Mario Bianchi, scusa un attimo, ha già fatto i bisogni il tuo cane? No, mai. Allegria, amici ascoltatori. Grazie. Bene. E anche oggi abbiamo dato. Ci sono gli Spostate? Pronto? Sì, eccoci.
Ciao. Aspetta che torna. Eccoci. Allora, avete sentito Tiraboschi? Voi lo conoscete Tiraboschi? Come no? Avete letto il libro Faccia di cuore? È appena uscito. Sì, l'abbiamo avuto in anteprima, abbiamo avuto la. Come si chiama? La bozza, no? Sì, la bozza di stampa. Ma dai, avete avuto la bozza di stampa, che ve ne pare fuori di testa? Siamo stati correttori di bozza. Esatto. Diciamo abbozziamo. Abbozzate, poi c'è Tosca, non so se avete sentito dal vivo cosa riesce a fare la romana. Ma noi oggi abbiamo il nuovo di George Michael, vi rispondiamo con il nuovo singolo di George Michael. E noi abbiamo il nuovo di Malgioglio. Avete il nuovo ma il nuovo di George Michael ha qualcosa di particolare? No, non è il solito George Michael, anche se non dovrei essere io a parlarne perché il fans ufficiale è Massimo Cervelli. Però sai che Pelame è uno di quei dischi che secondo me andrà? Tu dici? Secondo me sì, perché non te lo togli più dalla testa. Pelame. Sentiamo un attimo, vediamo se ce l'abbiamo. Sai che Lolli ci mette 3 secondi a trovarlo. No, ma a lui piacciono questi dischi. 2 e 3. Ce la fai. Senti che roba. Pelame. È perfetto. Riempi pista. Sì. Malgioglio, l'unico brizzolato con tutti i capelli neri dietro e tutti i capelli bianchi davanti. Potrebbe andare questo, Ma secondo noi quello che andrà, a parte il CD di Viva Radio 2 che sta andando sempre fortissimo, è il pezzo di Sandy Martin e Albano. Sì, bellissimo. Che tra l'altro avremo ospite, credo quando era Sandy Martin previsto, non me lo ricordate più. Mi sembra il 30 o il 31. L'1 giugno verrà Sandy Martin in persona qua con tutti i suoi capelli biondi e mi ha promesso che mi porterà anche Albano e dal vivo faranno il duetto così, sentitelo un attimo, senti che roba. Un po' spostati, sentitelo con noi che è troppo bello. Il pezzo quando entra Albano è meraviglioso. C'è il video. Ma questo chi è? Questo che canta adesso chi è? Sandy Martin questo, sì. Qui vogliamo una coreografia alla Backstreet Boys. Sì, certo. Attenzione, il video è così, ora gli pestano il dito del piede ad Albano. A un certo punto c'è nel video Albano che corre, gli pestano il piede. Senti, Ecco, qui c'è il video, ecco. Qui gli pestano il piede. Albano! No. Io lo porterei al Festival Bar. L'Inno d'Italia deve diventare. Tu pensa duetto Albano al Festival Bar, Albano e Sandy Martin. È molto... 15% sicuro. Sicuro. Anche il 19%. È molto Nene Cherry Yosson Dur, Poi ci farei un rap dei Flaminio Mafia sopra. La pischella, bella fratella. La fratella Citella che ha fiatella. Meravigliosa. Bene, grazie. Volevo ringraziare allora lo scrittore e direttore di rete di centrosinistra Luca Tiraboschi. Grazie a tutti. La cantante di centrodestra No, per carità. Allora, la cantante anch'essa di centrosinistra. Vabbè, ma in compenso qui di destra ne abbiamo parecchie, vedi Solari, perché noi siamo in perfetta Cassini, noto fascistone, come dai, su, bisogna dire le cose simbolo che c'ha lì davanti, dai, c'ha la croce celtica qua davanti, che roba. Allora, scuso, l'unico di destra è a casa con la cagotto, penso che cosa. Bozzi non c'è, purtroppo, esatto, non c'è. Allora dicevamo grazie a Tosca per averci regalato delle emozioni oggi. Grazie. E ora posso dire io, Viva Radio 2 di e con Marco Baldini. Fiorello. I nostri autori, Dirisio, Bozzi, Cassini, Taddia, Enrico Cremonesi e la sua band, Massimo Pacciani, Carmelo Isgro, Antonello Corraduzza, detto il Montapecore. E poi i tecnici, Marco Azzori, Marco Cristilli, Sasà Bellistri, il nostro regista Marco Lolli, la redazione Betty Farina, Alessandro Provenzano, Marco Lui a Italia 1 e alle telecamere qua di Viva Radio 2 e programma a cura di Marina Mancini. Marco Mancini non è male, non lo so. Sono troppi nomi. Ricordandovi che il 9 forse andremo in diretta televisiva su Rai Sat Extra, non so se ancora, vediamo un po'. Così come siamo però, Luca, ti spiace su Italia 1 non possiamo venire perché siamo della Rai. Vengo io il 9. Rai Sat Extra così come siamo, sporchi, brutti e cattivi. Certo. Quindi prenotatevi. Ma come si prende Rai Sat Extra? Bisogna avere il decoder? Sì.
Però una volta che hai il decoder è in chiaro, cioè non devi pagare, Sì, no? no. È nel bouquet di Sky, ma è nella parte con free on air. Siamo nel bouquet, quindi. Però se non c'è il decoder la prendi. Capito. Però basta anche un altro decoder che non sia di Sky, anche quelli tarocchi, insomma. No, normali, che prendono i canali liberi. Ho capito. Bene, sono le ore. Che ore Se sono? vuoi venire su Italia 1 invece non c'è bisogno neanche del decoder, vieni con la trasmissione, E via. accendiamo e si vede. Lui subito. Però mi devi mettere dopo manga. Va bene, sarà fatto. Tra manga e manga ti metto. La panina tra Grazie due manga. Luca Tiraboschi, grazie a tutti. Luca, Appuntamento a questa sera alla replica alle 23. Alle 23, avete ascoltatori, e domani alle ore 7 del mattino. Ciao. Comprate il CD di Radio 2. Non lo dimenticate. Ciao. I nuovi Yomo frutta e verdura